Giovanna Errore, autrice di questo libro, Vocabolario, le parole della moda, un libro che è stato nella classifica, addirittura al primo posto nella classifica di Amazon. Questo libro, Le parole della moda, in poche parole, di che cosa parla? Allora, io ho cercato di raccontare la storia e l'evoluzione nel corso del tempo di alcuni termini tipici del mondo della moda, quindi capi d'abbigliamento, accessori, anche figure professionali del mondo della moda. Dunque, chi ama il mondo della moda qui può trovare anche il significato di una determinata parola. Ad esempio, ho trovato foulard. Noi usiamo la parola foulard, però a volte non sappiamo da dove viene, così per altre parole. Una parola che tu vuoi così, per far capire l'importanza di questo libro, che ti viene in mente? Uno dei termini che ho preferito è stata la coffa, perché è nata proprio qua in Sicilia ed è nata come cesta per trasportare il foraggio che veniva messa sul dorso degli asini e oggi invece viene usata come borsa di paglia in spiaggia. Questo libro è un libro che riguarda soltanto le persone che si sono interessate nel mondo della moda o anche un libro divulgativo che può interessare studenti, famiglie? No, io ho cercato proprio di scrivere in maniera semplice in modo che potesse essere fruibile da tutti, perché infatti io stessa cercando di documentarmi sul mondo della moda ho trovato spesso dei libri un po' troppo tecnici, poco adatti a chi si accostava per la prima volta a questo mondo. Qui troviamo come prefazione di Ilenia Puglia. Vogliamo dire qualche parola su Ilenia Puglia? Sì. Ilenia è una ragazza intanto dolcissima e super disponibile. Lei lavora come stylist a Cosmopolitan Italia. Io l'ho conosciuta durante un'esperienza che ho fatto lì in redazione. È stata così gentile da voler leggere per prima il libro e scrivermi la prefazione. Tra l'altro è siciliana come me, quindi. Giovanna Errore ora adesso desidera avviare un'altra iniziativa, un'altra esperienza, quella del giornalismo. Sappiamo che conosci bene l'inglese, anche hai studiato il cinese, e allora vediamo un po' quale prospettive attraverso questo libro. Beh, io diciamo il libro l'ho fatto come un'esperienza semplicemente di divertimento, non pensavo di arrivare a questi livelli e adesso sì, studierò comunicazione e giornalismo di moda e poi farò anche un'esperienza in una redazione, quindi spero di continuare su questa strada.